Vorrei salutare il governatore del Veneto, Luca Zaia. Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il Veneto, Presidente Zaia, è stato meno colpito, la parte colpita è quella meridionale della provincia di Rovigo, quella che confina con la provincia di Ferrara, però abbiamo visto che molte chiese sono state colpite a proposito di quello che si diceva. In quanto sono quantificati i danni per quanto riguarda la vostra regione e come vi muoverete? Guardi, innanzitutto mi lascia esprimere la mia totale solidarietà agli amici dell'Emilia Romagna. Ho avuto modo anche di parlare con il Presidente Rani ieri. Noi stiamo quantificando i danni. Ovviamente il terremoto non conosce i confini delle regioni. Siamo stati colpiti in parte la parte bassa del Veneto, soprattutto il Polesine, quindi la provincia di Rovigo. Danni che noi abbiamo in particolar modo sugli edifici di culto, quindi abbiamo in animo per domani di portare proprio un provvedimento ricreativo e oltre a chiedere lo stato d'emergenza anche pensare a degli stanziamenti, però in questo momento ancora non li sappiamo quantificare. Abbiamo imparato dall'esperienza dell'alluvione che lanciare cifre all'inizio poi si rischia anche di sbagliarle di grosso, come è accaduto per Presidente, noi. a proposito di esperienza, questa esperienza dell'Emilia Romagna ci dice che nessuna zona, nessuna regione è più immune dal rischio terremoto, quindi a tutti noi le conclusioni: il Veneto è pronto se una catastrofe del genere dovesse verificarsi in zone appena un po' più settentrionali di quello che è successo? Ma guardi, il Veneto vive il tema terremoto come un tema sempre attuale. Io ho sentito bene la scossa e le devo dire che mi sono tornati in mente i tempi di quando ero ragazzino nel 76, 36 anni fa, Gemona. quando ci fu quello del Friuli, quindi Gemona, quel 6 maggio famoso. I veneti non si potranno mai dimenticare quella scossa e quelle scosse, per cui fra l'altro noi abbiamo una regione a alto rischio sismico. In questi 36 anni si è costruito in maniera veramente rispettosa. Certo è che abbiamo visto nascere anche proprio dal Friuli un grande movimento di protezione civile, che sarà quel movimento che, come lo è stato per l'alluvione, sarà presente. Sì. Qualora ci E l'ultima cosa che le voglio chiedere: il geologo che è intervenuto ha detto che bisognerebbe fare più esercitazioni fra la popolazione, non basta informare solo con i mezzi di informazione. Pensa anche lei che qualcosa di più andrebbe fatto? Ma guardi, abbiamo delle esperienze internazionali che noi stiamo mutuando anche in Veneto, che ci dicono proprio questo, che è un sistema anche per scongiurare il sisma, diciamolo quantomeno psicologicamente, perché poi ci sono anche delle istruzioni per l'uso che permettono di salvarsi la vita, permettono comunque di affrontare il tema, ed è quello di coinvolgere la popolazione. Noi lo stiamo facendo, abbiamo un popolo di volontari che è eccezionale e che non finirò mai di ringraziare. Questa notte ha fatto partire i container con le tende con 200 posti letto per l'Emilia Romagna, e dico che noi siamo assolutamente sul pezzo. Grazie a Luca Zaia. Presidente, io spero di averla prima o poi anche per parlare di politica, ma questo è un altro film. La saluto. Grazie. E la ringrazio. Da Venezia.